Ringrazio per l'invito che mi onora ed è ovviamente un piacere presentare questa commemorazione della figura del professor Giorgio Chan. L'ho intitolata Il diritto come via alla giustizia per le ragioni che poi si comprenderanno. Qualche dato biografico mi sembra necessario, altri loro li possono trovare nel pieghevole che è stato distribuito. Giorgio Chan nasce a Treviso il 17 dicembre 1935, consegue il diploma di maturità classica al liceo Antonio Canova della sua città natale e successivamente si laurea in giurisprudenza con lode nell'Università di Padova. Lì diviene assistente straordinario e poi ordinario come allievo del professor Trabucchi. Nel 1966 consegue la libera docenza in diritto civile, mentre nel 1970, dopo la vittoria nel concorso a cattedra, prende servizio come professore straordinario di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Lì è stato per 6 anni direttore dell'Istituto di Scienze Giuridiche e poi preside per 12 anni. Nel 1998 la Facoltà di Giurisprudenza di Padova lo chiama a ricoprire la cattedra di diritto civile che ha tenuto fino al termine della propria attività di docenza. Nell'85 è stato nominato commendatore al merito della Repubblica Italiana, nel 1995 gli è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica la medaglia d'oro per i benemeriti della scienza e della cultura. Nello stesso anno ha ottenuto il premio per le scienze giuridiche dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ha contribuito a fondare le riviste Le nuove leggi civili commentate, la nuova giurisprudenza civile commentata, Studium Iuris. È stato ideatore e condirettore, assieme ad Alberto Trabucchi e Giorgio Oppo, del commentario al diritto italiano della famiglia. La produzione scientifica del professor Chan consiste in molte decine di pubblicazioni, fra monografie e altri saggi, quest'ultimi editi anche in periodici stranieri. Ha organizzato importanti convegni internazionali, tra cui si segnalano quello sulla sentenza in Europa del 1985, quello del 1996 dedicato al primo centenario del Codice Civile tedesco e ancora quello del 2003 sulla riforma italiana del diritto societario. Ha svolto conferenze e cicli di lezione all'estero nelle università di Heidelberg, Münster, Treviri e Monaco di Baviera. Ha tenuto per anni il corso di diritto civile italiano presso l'Università di Innsbruck, dove è stato nominato honorar professor. È stato infine insignito del titolo di professore emerito dell'Università di Padova. Una commemorazione non può prescindere dall'insieme dei dati biografici che valgono a definire il percorso del commemorato. Dopodiché non è facile il compito di chi sia chiamato a tracciare il ricordo pubblico di una personalità articolata e complessa, come è stata quella di Giorgio Chan. Specie se lo sguardo del testimone si trovi ad essere condizionato e vorrei dire quasi appesantito da una quantità di pensieri e sentimenti personali. Del resto, come proprio lui ebbe a scrivere, è certamente cosa ardua per un allievo dire dell'opera del maestro. Nella giornata di celebrazione del nostro commemorato tenutasi nel settembre 2023, durante la quale è stata anche presentata la raccolta dei suoi scritti ad opera degli allievi, il professor Peter Kindler dell'Università di Monaco di Baviera si è fatto carico di rievocare l'impegno e l'attenzione che Giorgio Chan, durante il suo percorso universitario, ha sempre dedicato alla cultura giuridica tedesca. Kindler, nell'occasione, ricordava che in Germania i professori vengono distinti, anche un po' scherzosamente, a seconda del fulcro della loro attività. Vi sono professori dediti alla ricerca, ma che amano poco l'insegnamento e l'organizzazione, altri che dall'insegnamento traggono il massimo della propria soddisfazione, altri ancora che danno il meglio di sé nelle attività organizzative, essendo magari non eccellenti né nella ricerca né nell'insegnamento.
Guardando all'opera di Giorgio Chan, sembra tuttavia che, e questa è la conclusione di Kindler, ci si trovi di fronte a tre professori diversi riuniti nella stessa persona. In effetti è proprio così. In ognuno degli ambiti in cui tradizionalmente si svolge l'attività universitaria, il professor Chan ha saputo offrire un contributo significativo e originale. E il tratto più marcatamente distintivo della sua presenza nell'Accademia e del suo percorso professionale sta, io credo, proprio in questa indiscutibile versatilità. Una versatilità, vorrei dire subito, sostenuta da una grande carica vitale. La naturale timidezza dell'uomo, dissimulata da un atteggiamento che a volte poteva apparire severo, era la veste esteriore di una personalità energica e coinvolgente, in costante movimento e tuttavia mai inquieta. Un fuoco animato da una fiamma azzurra, la più calda. Non è possibile anche solo tentare di ripercorrere qui tutta l'opera del nostro commemorato. Vorrei limitarmi a taluni aspetti soltanto, quelli che mi sembrano più capaci di tratteggiarne la figura anche a beneficio di coloro tra gli ascoltatori di oggi che meno lo conoscevano. In primis mi pare vada ricordato il suo lungo impegno, per quasi un quarto di secolo, come direttore responsabile della rivista di diritto civile, il periodico più prestigioso nell'ambito della letteratura civilistica italiana. Anche per averne parlato con lui in qualche circostanza, posso dire che la rivista, benché la sua direzione fosse composta da professori di grandissima levatura, non si è mai proposta o presentata come un centro di potere accademico. Ha sempre voluto impegnarsi invece in programmi di natura esclusivamente culturale, come il già ricordato e importantissimo convegno del 2003 sulla riforma del diritto delle società commerciali varata nello stesso anno. Quale direttore responsabile della Civile, il professor Chan è succeduto al suo amato maestro, il professor Alberto Trabucchi, e ne ha raccolto il testimone nel modo migliore, consentendo alla rivista di mantenere nel tempo il suo profilo di eccellenza. Ma Giorgio Chan fu anche uno straordinario divulgatore di cultura giuridica, essendo stato l'ideatore e primo realizzatore, lui che mai ha voluto svolgere alcuna attività professionale, di uno strumento che per i professionisti del diritto, giudici, avvocati e notai, è diventato di fondamentale importanza. Parlo del commentario breve Chan Trabucchi al Codice Civile, un'opera con cui si è inaugurata una fortunata collana che ormai copre pressoché tutti i campi del diritto. Mi rendo conto di scadere un po' nelle facezie, ma non esiste quasi serie televisiva dedicata al mondo delle professioni legali in cui non campeggi il Chan Trabucchi sulla scrivania dei protagonisti della vicenda. E appena più seriamente può essere ricordato che in certi ambienti giuridici stranieri si tende addirittura a identificare lo stesso codice civile italiano con il Chan Trabucchi. Questo enorme successo è stato possibile soltanto perché il nostro commemorato celava dietro un carattere schivo e riservato le doti di un visionario. Come ricordava lo stesso Giorgio Chan, non fu facile all'inizio convincere Alberto Trabucchi della bontà del progetto. E come ha ricordato di recente il primo allievo del professor Chan, Alessio Zaccaria, l'opera fu realizzata nell'edizione di esordio grazie ad un manipolo di ricercatori ed assistenti che riuscirono, proprio non si sa come, a portare a termine in poco più di un anno l'immane compito di stendere un commento relativo ai quasi 3.000 articoli che compongono la trama del Codice Civile. Ed è ancora Zaccaria ad aver evidenziato di recente che il commentario, fin dalle sue prime edizioni, inglobava contributi dello stesso Chan di grandissimo spessore e tali da porsi come veri momenti di avanguardia nello sviluppo di tematiche che la nostra dottrina giuridica ha messo completamente a fuoco solo molto più in là nel tempo, come nel caso delle cosiddette obbligazioni senza prestazione. Un cenno almeno merita l'attività didattica di Giorgio Chan, focalizzata come era sulla discussione di casi pratici. È il metodo, potrebbe dirsi, del quid iuris, questa essendo quasi immancabilmente la formula utilizzata a corredo di ciascun caso per indicare allo studente la necessità
di reperire le soluzioni ad esso più acconce. Un metodo che il professor Chan riprese anche qui da Alberto Trabucchi sulla scorta di una tradizione proveniente dagli ambienti accademici tedeschi, dove è radicata la convinzione che l'insegnamento del diritto richieda che gli istituti siano pensati nella loro valenza operativa, per i rimedi, cioè, cui essi danno origine in ciascuna realtà fattuale. Ora, secondo il timbro utilizzato da Giorgio Chan, i casi pratici, più che a individuare soluzioni e risposte precise, servivano a sollecitare la capacità critica degli studenti, disvelando loro l'intrinseca problematicità del fenomeno giuridico. Il diritto non è una scienza esatta e le qualità migliori del giurista si manifestano appunto nella sua attitudine a cogliere questa dimensione problematica. Nell'ambito del prestigioso collegio di dottorato di cui il professor Chan faceva parte, accanto a giuristi del calibro di Piero Schlesinger, un amico con cui ha condiviso tante iniziative, una volta mi capitò di cogliere questo commento riferito a non so quale dottorando: non sa vedere i problemi. Un giudizio davvero tranciante, perché anche l'esperienza pratica del diritto insegna, in effetti, che non è dato giungere a soluzioni adeguate se prima non si sono ben compresi i risvolti problematici del caso esaminato. Ebbene, tutti gli studenti formatisi alla scuola di Giorgio Chan portano ben impressa la consapevolezza che il diritto non è mnemonico apprendimento di regole e istituti, ma costante riflessione critica sulla difficoltà che la loro applicazione comporta nel concreto fluire della vita sociale. E in ciò si disvela la potente efficacia didattica della discussione dei casi pratici, rispetto ai quali il professor Chan spesso manifestava in aula, come nelle chiacchierate con gli allievi, incertezze e ripensamenti, appunto perché il caso è prima di tutto la specola che consente di individuare tutta una serie di questioni, anche capaci di mettere in luce i punti di debolezza delle costruzioni teoriche generali. Anche a Giorgio Chan dunque si adatta quanto Claudio Consolo ebbe a scrivere a proposito di Alberto Trabucchi, e cioè che egli, nella correzione degli elaborati degli studenti, era restio a valutazioni finali che non fossero contrassegnate da riserve di varia natura, giacché in definitiva non si sentiva troppo soddisfatto neppure della propria soluzione data al caso pratico. Dopo aver parlato della didattica di Giorgio Chan e delle sue straordinarie doti di organizzatore e anche di divulgatore della cultura giuridica, resta ancora una domanda, la più impegnativa. Che giurista è stato Giorgio Chan? Rispondere non è facile, specie per chi si rivolga, come sto facendo, ad un pubblico per lo più di cultori di altre materie. Proverò quindi a procedere tratteggiando una sintetica immagine di Giorgio Chan nell'ottica adesso in esame. Che giurista è stato? La prima caratteristica da mettere in evidenza sta nella profondità storica del suo discorso. Egli, grande appassionato di storia in generale, prestava sempre attenzione alle radici storiche degli istituti, specie se risalenti al diritto romano che conosceva bene. Soprattutto era interessato alla fase che condusse in Germania alla formazione della scuola storica del diritto e da lì all'ambiente culturale della pandettistica. Nello svolgersi dei suoi processi storici, Giorgio Chan coglieva il continuo divenire del diritto come fenomeno non già caotico e casuale, bensì sorretto, almeno nelle epoche migliori, da una robusta tensione verso un affinamento delle regole e dei principi necessari ad un'ordinata convivenza sociale. Un processo dunque all'interno del quale l'esperienza e lo studio teorico conducono a conquiste sempre nuove. Anche nell'ultimo periodo della sua attività, quando ormai erano divenuti evidentissimi i segnali di un possibile sgretolamento dell'unità sistematica del diritto, non l'ho mai sentito cedere al senso di vacuità cui altri, pure a lui particolarmente vicino, ha dato il nome di nichilismo giuridico. Tutto ciò, scrive Natalino Irti, che garantiva unità e verità del diritto, è ormai tramontato.
La seconda caratteristica di Giorgio Chan come giurista va individuata, io credo, nel suo spiccato interesse per la comparazione. Un interesse non già di natura meramente culturale, ma orientato verso scopi operativi. Gli istituti giuridici, per essere meglio compresi e utilizzati, vanno messi a confronto con ciò che avviene negli ordinamenti a noi vicini e con le soluzioni lì adottate per soddisfare gli stessi bisogni della vita di relazione. Una comparazione intesa dunque non tanto come autonoma branca del sapere giuridico, ma come metodo, come modello di lavoro, cioè del giurista e più in particolare dello studioso del diritto civile. È in questo ambito che si colloca la forte attrazione che Giorgio Chan sentiva verso il diritto tedesco, tanto da essere stato di recente definito, sempre da Peter Kindler, come un costruttore di ponti tra le due culture giuridiche italiana e germanica. Nel codice civile tedesco del 1896, il BGB, egli vedeva un modello particolarmente riuscito di legislazione civilistica, il precipitato di una costruzione di regole e principi razionale ed efficiente sul piano operativo, tanto che nelle frequenti discussioni che avevamo su più svariati temi giuridici, Giorgio Chan, dopo aver compreso il problema di cui gli stavo parlando, rispondeva spesso: vediamo come stanno le cose nel BGB. La terza nota capace di definire il professor Chan come giurista mi sembra essere stata la sua naturale predisposizione a ragionare sul diritto in termini sistematici, ovvero sia in definitiva scientifici. Il giurista ha il compito di ricostruire entro un sistema, per quanto possibile ordinato, l'insieme delle regole e dei principi che si traggono dalle singole proposizioni normative. L'interpretazione, in quest'ottica, si traduce in un vasto lavoro rielaborativo, teso alla ricostruzione di un quadro unitario, all'interno del quale sia possibile individuare, per ciascun caso concreto, una regula iuris che possa dirsi espressione del tutto a cui appartiene. Siamo ben lontani dalla mera esegesi condotta sui dati puntuali dell'esperienza giuridica racchiusi in ciascuna norma. E l'interprete non è affatto, per riprendere una nota espressione di Montesquieu, semplice bocca della legge, bouche de la loi. Egli è chiamato piuttosto a perfezionare e condurre a termine il lavoro del legislatore, dando compiutezza di sistema al dettato normativo. Un sistema come ordine razionale, cui anzi quel dettato può doversi piegare, fino al punto che, ritenendo scarsamente comprensibile e in definitiva non coerente con il quadro sistematico un istituto di nuova introduzione che si era trovato ad analizzare, parlo della trascrizione dei vincoli di destinazione, Giorgio Chan aveva proposto provocatoriamente che la nuova norma dovesse aversi per non scritta. Ma vorrei andare più a fondo nel cercare di rispondere alla domanda che ponevo. Che giurista è stato Giorgio Chan? La civilistica italiana attraversa da tempo un'evidente crisi determinata dalla ricerca di una nuova identità. Tra le cause da cui nasce questo bisogno è da annoverare la rivoluzione metodologica, di per sé certamente meritoria, che a partire dagli anni 60-70 del secolo scorso si è svolta nel senso dell'ineludibile necessità di una costituzionalizzazione del diritto privato. Non è possibile e non sarebbe qui neanche opportuno mettere meglio a fuoco i presupposti teorici e le linee di sviluppo di questo indirizzo di pensiero. Ma è evidente che rileggere il diritto privato alla luce della Costituzione significa dare spazio ad un ragionamento tutto impostato sui principi e valori che nella Costituzione stessa vengono consacrati. Con ciò è ripudiato fondamentalmente il metodo della sussunzione. L'attività del giurista e del civilista in particolare non consiste nel sussumere, nel riportare cioè i concreti accadimenti della vita alle fattispecie normative che come immagini estratte dalla realtà appaiono adatte ad accoglierli. Il giurista piuttosto deve ragionare per principi, così si sostiene modernamente e sulla base dei valori di cui il sistema costituzionale ineludibilmente richiede l'attuazione.
La fattispecie, sto sempre dicendo di questo nuovo ordine di idee, la fattispecie ingabbia la realtà, pretendendo di fissarla in una formula normativa, mentre essa è fluente e viva, sicché dovrà piuttosto affermarsi con l'aiuto di un'antica massa che ex facto oritur ius. Il diritto nasce dunque dal basso, dalle dinamiche del caso concreto e dalle istanze di tutela di cui esso è rivelatore, a seconda degli interessi in gioco. La costituzionalizzazione del diritto privato si salda in questa luce con il ripudio del positivismo giuridico. La norma, si potrebbe dire, non vincola l'interprete, ma lo orienta, insieme ad una serie di altri fattori, verso le soluzioni capaci di realizzare la giustizia del caso concreto. In questo contesto culturale e metodologico, diritto e giustizia non possono mai intendersi come entità distinte e separate. La giustizia in particolare non è un'istanza affidata al solo legislatore, ma costituisce il criterio di riferimento fondamentale per l'interprete. Non esistono soluzioni che possano considerarsi giustificate ex iure se esse nel contempo non si presentino rispettose del piano dei valori e principi consacrati nella Costituzione e dunque non si rivelino in tal senso anche giuste. Porto di diritto tra diritto e giustizia a cui alludevo evocando il titolo che ho dato al mio intervento. Gli storici del diritto e i costituzionalisti spingono talvolta questi concetti fino a posizioni estreme. Se ne coglie un esempio efficace proprio all'interno di un volumetto che, su iniziativa di Marco Chan, valoroso collega dell'Università di Padova, venne edito in occasione dell'85° compleanno del nostro commemorato, con un titolo allegro, In festa per Giorgio Chan. Ebbene, in tale volumetto compare il contributo di una persona a cui il professor Chan era legato da un rapporto di sicura stima e sincera amicizia. Parlo della professoressa Lorenza Carlassare, prima donna in Italia ad essere stata titolare di cattedra nella materia del diritto costituzionale a partire dal 1978 presso la facoltà di giurisprudenza di Ferrara, e cioè proprio negli anni in cui Giorgio Chan in quella facoltà aveva cominciato ad esercitare una ben visibile influenza anche per i ruoli istituzionali che, come ho detto, egli rivestiva. I passaggi più significativi affidati da Carlassare al contributo in questione fanno davvero riflettere. Sotto un titolo, Diritto e giustizia, che si inquadra assai bene nel nostro discorso, Carlassare si pone il problema di quale possa essere la reazione alla legge che, pur valida formalmente, si riveli ingiusta, e se lo pone assumendo che il principio di giustizia viva da noi all'interno del diritto positivo, in quanto incorporato nella Costituzione. La legge contraria a giustizia è dunque anche incostituzionale, dice Carlassare, e così sindacabile dalla Corte, il cui scrutinio è innescato dal giudice quando sia chiamato ad applicare una legge siffatta. Ma, ed ecco il punto, non potendo i cittadini adire direttamente la Corte, la loro reazione alla legge ingiusta e perciò incostituzionale non potrà che assumere le forme di una virtuosa disobbedienza civile. Il cittadino, scrive Carlassare, deve obbedire alle leggi, ma in primo luogo alla Costituzione e ai principi di diritto internazionale cui essa si richiama, donde un richiamo, forse implicito, ai convincimenti di Paolo Grossi e comunque esplicito a quelli di Gustavo Zagrebelsky, il quale addirittura parla di un dovere di disobbedienza responsabile e consapevole a fronte di leggi contrarie ai principi. Si tratta di posizioni espresse, lo ripeto, in un volumetto inteso a festeggiare il nostro commemorato, nel quadro dunque di un ideale e schietto dialogo tra persone amiche, ma posizioni in cui Giorgio Chan, io credo, non poteva riconoscersi. Egli era ben lontano dal pensare che il giurista debba un cieco ossequio alla norma presa in se stessa. Legge e diritto, secondo Chan, sono due cose ben distinte. È solo mediante l'opera del giureconsulto, l'opera della giurisprudenza, cioè latamente intesa, che la legge si trasforma in diritto, non un mero agglomerato di formule e dati normativi
ma un sistema razionale e compiuto, di regole vive, capaci di adattarsi alla vita di relazione, rendendo possibile un'ordinata convivenza sociale. Tuttavia, questo processo dialettico trova pur sempre nel dato positivo, nello ius positum, il suo centrale punto di riferimento. Almeno in questo, credo si possa dire che, come il suo maestro Alberto Trabucchi, anche Giorgio Chan fosse ancora un giuspositivista. L'interprete, egli scrive, soffre un limite invalicabile, quello di non giungere a formulare regole fondate soltanto su proprie valutazioni e scelte autonome ed arbitrarie, assumendo in tal modo il ruolo di un legislatore. Che ne è allora del rapporto tra diritto e giustizia? Questa è stata sacrificata sull'altare di quel concettualismo o comunque di quella sordità valoriale di cui i giuspositivisti vengono sovente accusati? Giorgio Chan certo amava le classificazioni e impostava il suo lavoro di giurista sulle categorie, ma come strumento ordinante della realtà e non in funzione di un vuoto esercizio concettualistico. Egli era un uomo imbevuto dall'idea che la ragione esprima tutta la sostanza umana, come nucleo significante della nostra stessa esistenza. In altre parole, la ragione è il tratto identificativo della specificità dell'uomo e del suo legame, in definitiva, con Dio. Un razionalismo tutt'altro che scientista, ma alimentato dalla fede è ciò che caratterizza, se non mi inganno, la figura di Giorgio Chan. Un razionalismo che dunque si declina forse più propriamente in ambito giuridico nelle forme della ragionevolezza. È con questo atteggiamento che Giorgio Chan guardava al dato normativo, tenendosi lontano dall'idea che la giustizia sia un fine capace di accreditare qualunque forma di interpretazione libera della legge. Credo che la giustizia, così intesa, a lui sembrasse qualcosa di molto prossimo all'arbitrio individuale. Ma, e mi avvio a concludere, lasciamo ancora la parola al nostro commemorato, giacché v'è una pagina, in realtà, in cui egli esprime in modo puntuale le proprie concezioni sul metodo giuridico e sul ruolo che il giurista deve rivestire all'interno dell'ordinamento. Mi riferisco alla premessa che figura nella monografia Forma solenne, interpretazione del negozio, il libro già evocato tra quelli da lui scritti, che apparve nel 1969 e consentì a Giorgio Chan la vittoria del concorso a cattedra, la chiamata poi come professore dell'Università di Ferrara. Con la tipica numerazione romana che di solito accompagna le premesse, a contrassegnare il fatto che esse non fanno parte propriamente del testo, in quel luogo il professor Chan tratteggia in pratica un quadro del proprio modo di essere giurista e civilista più in particolare. Egli indugia sul problema del rapporto, cito, fra diritto dei giuristi e diritto della legge, tra il diritto, cioè per come è scritto e per come può essere interpretato e fatto vivere nella sua esperienza applicativa. E di qui annota, quasi come programma della propria ricerca, che si trattava di, e cito ancora, porre in luce il potenziale normativo del nostro codice in materia di ermeneutica negoziale, quale può risultare ove le sue norme del codice siano lette nel quadro di un sistema razionale ispirato ai principi generali e alla loro logica intrinseca. Trova così una base fondativa la teoria cosiddetta analitica del contratto proposta da Giorgio Chan, secondo cui il contratto può sempre scomporsi a fini interpretativi in singole dichiarazioni di volontà. Per quanto infatti tale prospettiva sembri smentita dalle norme di legge in tema di interpretazione, bisogna guardarsi, continua Chan, dalle, e cito, lusinghe di certo positivismo giuridico che è solo legismo, vale a dire cieco e quindi irrazionale ossequio alla mera formula del codice. Bisogna in quest'ottica invece attingere alle clausole generali e ai principi di equità e buona fede, cui esse rimandano. Siamo nel 1969, ripeto, e le parole di Giorgio Chan, oltre a definirne il profilo di giurista, appaiono di grande apertura verso sviluppi che in quel momento la dottrina solo incominciava a intravedere. Quella di Giorgio Chan è stata dunque una personalità complessa
Egli fu un uomo di grande cultura e con interessi molto estesi, che certo non si esaurivano nel diritto soltanto. Se dovessi tuttavia raccogliere in un'immagine finale soltanto il ricordo che serbo di lui, direi che Giorgio Ciano è stato un grande e infaticabile didatta. Non tanto o non solo con gli studenti, ma anche e forse soprattutto con le persone che gli stavano intorno, in particolare con gli allievi. Si aveva sempre l'impressione che volesse trasmetterti qualcosa, che non volesse sprecare l'occasione per un nuovo insegnamento, per una nuova riflessione da condividere. Anche nel corso degli esami universitari, lo ricordo molto bene, le domande rivolte agli studenti pareva che fossero domande che gli poneva piuttosto ai membri della commissione per dialogare con loro. Far crescere degli allievi è possibile solo a due condizioni. Bisogna avere qualcosa di sé da trasmettere e bisogna saperlo fare gradatamente e nel continuo con pazienza e generosità. Quanto tempo Giorgio Ciani ha dedicato ai suoi allievi? Spesso sottraendolo alla sua stessa famiglia. Mi ripeteva continuamente di aver mancato l'occasione del primo compleanno di suo figlio e che non finiva di pentirsene. Sono riuscito quasi del tutto a evitare fin qui riferimenti di natura personale, ma in un'occasione come questa permettete che concluda con un mio ricordo. Vidi per la prima volta Giorgio Ciani nell'aula magna dell'Università di Ferrara alla prova scritta di ammissione al dottorato di ricerca che affrontai provenendo dall'Università di Padova, dove mi ero laureato un anno e mezzo prima. Quando poi iniziò la mia attività al suo fianco, rammento ancora quanto io mi sentissi in origine confuso dall'atteggiamento di questo professore che ancora non conoscevo e che sorprendentemente, almeno per me, pareva desiderare un confronto e finanche un contatto continuo con i giovani studenti che gli stavano intorno. Una scoperta, la scoperta di ciò che significa genuinamente per parte di un gruppo accademico, del suo dinamismo, delle sue prospettive e dei legami profondamente umani che da ciò possono nascere. Vi ringrazio per l'attenzione.